Va ora in onda Largo ai bambini, educazione e dintorni. Dove c'è un bambino, c'è un'intera società, con Francesca Corbella. Ciao Francesca, a te la linea. Grazie Sveva, buongiorno, buon pomeriggio cari ascoltatori e care ascoltatrici. Media e potere, cinema e propaganda. Vediamo che rapporto c'è tra questi due elementi e partiamo subito da una dichiarazione scritta nel suo diario di Joseph Goebbels. L'essenza della propaganda consiste nel convincere le persone di un'idea in modo così sincero, così vitale, che alla fine vi soccombono completamente e non possono più sottrarvisi. Adolf Hitler naturalmente era d'accordo, tant'è che nel 1933 istituì il Ministero del Reich per la propaganda, con a capo proprio il suddetto Goebbels, il quale diffuse la propaganda del regime del Terzo Reich attraverso l'arte, la musica, il teatro, la cinematografia, i libri, la radio, la stampa. Tante volte ci si domanda ma come può essere stato possibile che i tedeschi abbiano aderito così massivamente o massicciamente all'idea nazista? Questa è la risposta. Una lezione, quella di Goebbels, sull'uso della propaganda che anche le democrazie purtroppo hanno appreso molto bene e che quindi non riguarda solamente i regimi totalitari o i regimi autoritari, ma appunto anche le democrazie o quelle entità politiche che si dichiarano democratiche ma non lo sono per niente, come per esempio l'Unione Europea. In tal senso i film, quindi nella complessità dei media, il cinema rappresenta uno dei più potenti veicoli di propaganda da parte dei governi e degli apparati, proprio perché fa leva sull'emotività degli utenti, degli uditori. La stessa Hollywood è più volte entrata in guerra, tra virgolette, a fianco degli Stati Uniti e del Pentagono per supportare le avventure militari di Washington nel mondo, come sottolineato in una conversazione con la CBC da Tanner Mirles, professore associato di comunicazione e studi sui media digitali presso la Ontario Tech University e autore del saggio Hearts and Minds, The US Empire's Culture Industry, quindi cuori e miniere, cuori e mine forse più probabilmente, trattandosi di roba militare, quindi l'industria culturale dell'impero statunitense, tradotto questo saggio, quando gli Stati Uniti entrarono nella seconda guerra mondiale. Quindi non furono solo i giovani uomini e le donne pieni di entusiasmo ad arruolarsi come volontari, come ben sappiamo, ma anche Hollywood si arruolò con loro. Quindi il Pentagono chiese il sostegno della comunicazione potente di Hollywood. Come è noto, gli Stati Uniti entrarono in guerra all'indomani dell'attacco di Pearl Harbor, e chi non ha visto il magnifico film Pearl Harbor, per l'appunto, che è uno dei film di cui si parla in questa mia pagina di oggi. Era il 7 dicembre del 1941 quando Pearl Harbor fu attaccato da parte dell'impero giapponese. Se fino a quel momento i film di Hollywood servivano più come intrattenimento e come divertissement, con l'entrata in guerra decisa dall'amministrazione Roosevelt, le pellicole presero proprio la funzione di sostenere lo sforzo bellico statunitense contro la minaccia nazifascista. Tra il 42 e il 45 l'FBI esaminò la bellezza di 1652 sceneggiature, rivedendo o scartando tutto ciò che ritraeva gli Stati Uniti in modo sfavorevole, compreso il materiale che faceva sembrare gli americani ignari della guerra o contrari addirittura ad essa. Quindi fecero una grande scrematura, trattenendo solo ciò che era funzionale alla politica
del governo di allora. L'allora capo dell'Ufficio per l'informazione di guerra, Elmer Davis, disse: il modo più facile per iniettare, bella questa parola, un messaggio nella mente della maggior parte delle persone è farlo passare attraverso un film di intrattenimento, quando non si rendono conto di essere oggetto della propaganda. Vedete con quale chiarezza, con quale lucidità e con quale scientificità anche agiscono i grandi comunicatori che reggono i fili del teatrino, no? Del Grand Guignol, della comunicazione politica. Anche dopo la seconda guerra mondiale l'influenza del governo americano sul mondo del cinema è stata molto marcata. A riprova di questo, un documentario pubblicato negli Stati Uniti mostra come il Pentagono e la CIA naturalmente abbiano plasmato le trame di oltre 2500 film e programmi televisivi, che è ancora più invasiva la televisione, no? Perché passivizza, ce l'abbiamo in casa, io no, non ce l'ho buttata via 15 anni fa, ma comunque la televisione passivizza, mentre se non altro l'andare al cinema uno deve fare una scelta prima e quindi è minimamente attivo nel fare la scelta. Abbiamo in mente le pellicole cult come Top Gun, le serie Marvel, fino a programmi di intrattenimento come Extreme Makeover. Il documentario, molto interessante, si intitola Theaters of War, Teatri di guerra, How the Pentagon and CIA Took Hollywood, come il Pentagono e la CIA ingaggiarono Hollywood. Dura 87 minuti, quindi lunghissimo, molto ricco, e analizza in maniera approfondita come il complesso militare industriale degli Stati Uniti si sia servito dei film per diffondere messaggi di propaganda. Il documentario è stato realizzato da Roger Stahl, direttore del Dipartimento di Studi sulla Comunicazione dell'Università della Georgia e autore di Militainment Inc., insieme al docente dell'Università di Bath Matthew Alford e al giornalista investigativo Tom Seeker, e vede la partecipazione niente meno che del grande regista Oliver Stone, che mette una firma grande come una casa sull'autorevolezza di questo documentario. Come osserva Responsible Spacecraft, nel documentario Stahl spiega, il regista, l'autore, spiega che attraverso l'Entertainment Liaison Office il Pentagono condiziona il prestito di armamenti ai produttori di film in cambio dell'accesso completo alla sceneggiatura della pellicola, un vero e proprio scambio. Una volta, perché i film di guerra hanno bisogno di vere e proprie armi, si vedono carri armati, si vedono fucili, si vedono elmetti, ecco, che hanno un costo notevolissimo di produzione solo se sono messe al servizio del film, no? Della produzione, e quindi si fa questo scambietto. Una volta che il copione viene esaminato e restituito ai produttori con note elaborate dai funzionari del Pentagono stesso, modifiche alla sceneggiatura o persino ampie alterazioni della trama, questo è virgolettato perché è nel documentario, lo studio può accettare i suggerimenti del Pentagono nella loro interezza o perdere la possibilità di avere in prestito le attrezzature e le armi utili alla realizzazione del film. Questo rapporto distorto, nota Responsible Statecraft, può portare a una propaganda sfacciata. Esempio pratico citato nel documentario: In the Fate of the Furious del 2017, l'ottavo capitolo del franchise di Fast and Furious, il rapper e attore Ludacris legge a un certo punto uno spot di 30 secondi che pubblicizza il carro armato Ripsaw della Texon System. Non è un messaggio buttato lì a caso, perché non sono battute pensate dagli sceneggiatori del film in origine, sono state scritte dai funzionari dell'Entertainment Liaison Office del Pentagono. Altro esempio calzante riguarda il contratto tra i produttori di Mission Impossible 7, Dead Reckoning, e il Pentagono, svelato dal giornalista investigativo Tom Seeker, sempre lui che lavora anche per
per il documentario di cui che abbiamo citato. In cambio della possibilità data alla troupe di Mission Impossible di girare alcune scene nelle basi militari statunitensi, quindi figuratevi chi è che può entrare dentro lì, nessuno, devono fare sti folcini. Negli Emirati Arabi Uniti per giunta, quindi basi militari americane negli Emirati, il contratto prevede che il Pentagono presti al team di produzione un V-22 Osprey di fabbricazione Boeing, non chiedetemi cos'è per carità, da utilizzare in almeno 2 scene del film con Tom Cruise. Sarà un carro armato, un aereo pazzesco Boeing, sarà un aereo militare. Scene pensate, secondo il giornalista e coautore del documentario, per creare un legame emotivo tra lo spettatore e i sistemi d'arma. Messaggi più o meno subliminali che agiscono sul nostro subconscio e di cui il cinema è ricco e che fanno del mondo dell'intrattenimento un'arma potentissima. Allora, il rapporto tra cinema e propaganda è strettamente legato, come abbiamo appena visto, non solo finalizzato a enfatizzare i momenti bellici o le politiche belliche dei paesi, ha però anche una lunga storia. È stato spesso utilizzato dai regimi politici per diffondere i propri messaggi e soprattutto influenzare le masse. Durante la Prima Guerra Mondiale è stato impiegato per la ricognizione delle linee nemiche, fascismo e nazismo. Nazismo l'abbiamo appena visto con Goebbels, ma anche il fascismo, come ben sappiamo, hanno sfruttato il cinema in modo molto intensivo. Il fascismo ha diffuso la propria ideologia, ha plasmato l'opinione pubblica grandemente attraverso l'Istituto Luce, che noi conosciamo, l'Istituto Nazionale Luce, fondato da Mussolini negli anni 30, e ha svolto proprio un ruolo cruciale nella propaganda, attraverso la propaganda cinematografica, alla celebrazione del regime, del duce, delle sue campagne militari, eccetera, eccetera. Abbiamo visto appunto, ripeto, Goebbels, ma anche per esempio Leni Riefenstahl con i suoi film Il trionfo della volontà e Olimpia ha creato un'estetica del nazismo, addirittura mostrando l'esaltazione del Führer e dei suoi sottoposti, che abbiamo visto in centinaia e centinaia di film, sia quando non mi dilungo. Successivamente, questo è interessante perché arriviamo ai giorni nostri, durante la guerra fredda il cinema è stato utilizzato da entrambi gli schieramenti, e sovietico, per diffondere la propria ideologia e sminuire il nemico. Il cinema ha continuato a essere utilizzato anche in tempi più recenti, non solo in contesti bellici, ma come vediamo nella quasi totalità della cinematografia contemporanea, della produzione contemporanea, appunto assistiamo proprio a questa infiltrazione molto sottopelle di spunti ideologici, sottopelle sì, ma sono molto evidenti, insomma in certi film vanno anche giù piuttosto piatto, diciamo, si capisce benissimo che questi spunti ideologici che vanno anche a giustificare dei finanziamenti pubblici, peraltro, per cui c'è una specie di parola d'ordine per cui se tu metti dentro i gay nel tuo film, o piuttosto che la violenza sulle donne, piuttosto che altre cose di natura gender, cose di questo genere, sono elementi che fanno sì che lo spettatore è impossibilitato letteralmente a restare inerte davanti a quelle scene, no? E quindi si identifica emotivamente in quel personaggio che subisce, e quindi lui stesso subisce il messaggio di tipo ideologico politico che il film sta veicolando. Ci sono degli studi di comunicazione, di programmazione neurolinguistica, di psicologia, addirittura di psicoanalisi, che vanno proprio a studiare queste cose e a programmarle per la cinematografia. Uno su tutti, il film della Cortellesi, tanto per dire una cosa veramente di risultato mediocre, ma che però dal punto di vista artistico risultato mediocre, che però ha avuto una risonanza enorme. Io anche recentemente
non per mia volontà, sono stata portata e ho accettato, ho visto diamanti, e anche quello è un continuo sbandierare messaggi di una certa parte politica. Dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, nel nuovo clima repubblicano, le neonate forze politiche, sebbene prendessero le distanze e giudicassero negativamente a gran voce il modello di propaganda dell'Istituto Luce, però nei fatti ne hanno raccolto l'esempio del cinema come strumento di costruzione del consenso. In particolare i due partiti principali dell'agone politico di allora, la Democrazia Cristiana e il Partito Comunista Italiano, si dotarono di strutture produttive, fecero accordi con case di produzione esterne per realizzare a supporto delle proprie attività pellicole di diverso genere, dalle fiction alle cose storiche, al cortometraggio, lungometraggio, eccetera, eccetera, proprio con questo scopo propagandistico. Sullo sfondo della guerra fredda che divide il mondo in due blocchi contrapposti, democristiani e comunisti, rappresentano gli emissari in Italia delle due superpotenze, Stati Uniti e URSS. La contrapposizione per molti aspetti va a totalizzare tutta la vita civile, insomma, delle persone, e queste due compagini si fanno proprio portatrici di valori, di visioni del mondo contrapposte, e in questa guerra, tra virgolette, di religione, combattuta anche in Italia sull'onda del più ampio scontro di portata internazionale, i film di propaganda svolgono proprio una parte rilevante, traducendo nel linguaggio audiovisivo la voce della Democrazia Cristiana e del Partito Comunista, e vengono realizzati soprattutto in concomitanza di appuntamenti elettorali. Pensate alla gravità della cosa: film di propaganda con scopi molteplici, truccati nel modo migliore, che appunto vanno a trasmettere il punto di vista delle due forze politiche su questioni specifiche, quindi richiamare gli elettori al voto e anche costruire narrazioni di se stessi enfatizzanti, oppure delegittimare l'avversario politico, addirittura censurare informazioni, no? Ecco, i film fanno appello proprio alle emozioni più che alla ragione, perché vanno proprio a toccare quelle corde dell'emotività. Ecco, il linguaggio è sempre molto chiaro, molto diretto, molto semplice, lo capisce anche un bambino, per cui si dirige a tutti i livelli di cultura, in modo che gli elettori capiscano chiaramente e decidano poi, ma inconsapevolmente direi, da quale parte stare, e su quale scheda fare la famigerata crocetta con la matita, che è l'unico potere vero che noi abbiamo. Ecco, la propaganda cinematografica, ma quella di tutti i media, parla proprio alla pancia dei votanti, facendo leva su sentimenti come la paura massimamente, l'attaccamento fideistico oppure l'indignazione, come appunto abbiamo visto gli episodi di violenza sulle donne in questi ultimi filmetti che sono usciti recentemente. Basta, io direi che ho terminato, concludo qua, vi saluto caramente, vi ringrazio e vi do appuntamento a giovedì prossimo. Largo ai bambini con Corbella. Avete ascoltato Largo ai bambini,